Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. A te la linea, Andrea. Grazie Sveva, oggi parliamo di terre d'acque e terre verdi, capirete perché nella prima parte, poi nella seconda parte una intervista a Roberto Priora, lo studioso che già conoscete e ogni tanto ci ragguaglia sugli approfondimenti metapolitici. Oggi la puntata sua riguarda il federalismo imperiale, l'imperial federalismo, capiremo di che cosa si tratta. Un'interessante ricostruzione tra lo storico e il futuro che ci permette di approfondire gli intrecci davvero profondi e sottili fra gli ideali di una federazione tipici del federalismo e quelli di una visione del mondo che, partendo dal versante imperiale, riesca in qualche modo a ridare un senso alla convivenza fra i popoli. Prima però di iniziare a parlare di terre verdi e terre d'acqua, una nota sulla morte di un attore che è stato protagonista, direi, nelle vostre case, perché per tanti anni, dal 2000 al 2015, ha interpretato un personaggio molto amato della telenovela soap opera 100 vetrine. Personalmente, nei confronti di queste soap opera produzione Mediaset, che sono finite per motivi tristemente di soldi, ho nutrito una generale comprensione, al netto ovviamente di alcuni aspetti che erano tipici della produzione diciamo pan-berlusconiana, cioè una certa agiografia nei confronti di un vivere, non dico di lusso, ma sicuramente agiati in una città come era Torino, e la Torino che sull'onda di quello che è stato il post-boom e gli ultimi anni del secolo scorso aveva poi costruito e progettato un modello di vivere che, appunto, come dice il titolo, 100 vetrine, doveva stupire il mondo. Parliamo di Pietro Genuardi, l'attore scomparso precocemente a 62 anni, che aveva interpretato Ivan Bettini. Chi magari sfogliando la mattina Kant e il pomeriggio Miglio avesse voluto negli anni 2000 appunto sollazzarsi verso le 2, 2 e mezza del pomeriggio, avrebbe potuto ammirare un attore sicuramente molto bravo, un ottimo attore, Pietro Genuardi. Pietro Genuardi è morto a 62 anni in seguito a leucemia, dopo che aveva interpretato ultimamente, passando alla Rai, un'altra famosa telenovela soap opera, sceneggiato, diciamo, che lo aveva rilanciato, ma rimarrà per sempre Ivan Bettini, seduttore enigmatico e burbero della serie appunto dedicata a 100 vetrine. Dal punto di vista estetico, uomo non bello ma molto interessante. I Genuardi sono un cognome di antica origine siciliana, ma poi trapiantato a Milano. Fin da ragazzo Pietro ebbe modo di frequentare la scuola del piccolo teatro, quindi si era formato e lo si capiva molto seguendo appunto le scene in cui era protagonista, si era formato appunto a una scuola seria dove l'impostazione della voce, dello sguardo erano fondamentali. Questo attore sicuramente fra gli attori
sessantenni, era fra i migliori italiani e aveva la possibilità anche di giocare su un cambio di ruolo di varia natura e di varia forma. Aveva fatto anche qualche film e era stato protagonista di sketch e via dicendo. Peccato andarsene prima dei fatidici 65, che oggi come oggi vengono considerati, ma non tutti sono d'accordo, l'inizio della cosiddetta terza età, ma è molto discutibile la faccenda, dipende sempre poi dai punti di vista e dal modo con cui uno gestisce la propria vita. Certo, Ivan aveva dovuto abbandonare anche il set ultimamente proprio per questi motivi e si sperava sempre di riaverlo davanti ai nostri occhi come sicuramente protagonista lo è sempre stato. Purtroppo non ce l'ha fatta Pietro, e il suo accento tipicamente milanese stava un po' a difendere un baluardo che diventa sempre più raro, appunto, quello degli attori del nord, che sono diminuiti come quantità, ma che sono rimasti bravissimi. È inutile fare altri nomi, non sono tanti, ma sicuramente significativi. Ecco, adesso vorrei parlare. Qui chi è che sta parlando? La nostra Sveva o un ascoltatore che sta dicendo appunto è veramente addolorato, c'è un messaggio che ci arriva adesso appunto, ecco Sveva, ecco che evidentemente diciamo con me ha questo denominatore comune di seguire le soap opera e direi che il personaggio era molto particolare, ecco, molto particolare. Si capiva che dietro stava un talento, direi anche un esercizio, ma un esercizio legato proprio alle sue assolute qualità. Quindi cordoglio assoluto, direi a questo punto, da parte della radio, anche se alcuni nostri ascoltatori hanno le loro ragioni, non hanno mai voluto seguire diciamo questi sceneggiati, questi neosceneggiati millennial prodotti da Mediaset per tanti motivi. C'era un po' della spocchia in alcuni passaggi di 100 vetrine e c'era un po' un viver facile ad alto livello che non poteva essere condiviso da moltissime persone. Però è proprio la bravura di certi attori, mi viene anche in mente il grandissimo Alpi, un altro uomo di grande fascino che aveva monopolizzato 100 vetrine, ma anche Vivere, tra gli altri in Vivere è stato protagonista anche il mio preside ultimo del mio liceo, Garlati, che aveva deciso inopinatamente di ridiventare insegnante dopo una carriera di attore. Ma quello che poi dopo ognuno di noi ha una sensibilità particolare. Voi capite bene che chi come me era abituato a stare sulle pagine piuttosto difficili di alcuni filosofi o di alcuni esteti aveva bisogno di riposare la mente, e questo accadeva anche attraverso questi episodi, che non tutti riusciti naturalmente, ma dove per esempio appunto Pietro Gerardi ha brillato tantissimo. Ecco, adesso passavo a un discorso che per questa trasmissione non è proprio consueto, riguarda la Groenlandia. Prendo spunto, come ho scritto nel promo, da un articolo uscito su un giornale, in questo caso si parla di Avvenire, con la rubrica Gutenberg, che in realtà è un inserto interessante, devo dire, che intitola Caccia grossa ai tesori sotto i ghiacci, uscito qualche giorno fa.
La Groenlandia sta diventando una terra ambita, capace, 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 come si suol dire, che fra 30, 40, 50 anni possa diventare una potenza mondiale. Attualmente conta 60.000 abitanti, ufficialmente vige il protettorato della Danimarca, quindi non è autonoma, e come sapete ultimamente il signor Trump avrebbe deciso insomma di annetterla, potendo, volendo e riuscendo, annetterla come ulteriore stato degli Stati Uniti, anche assieme al Canada. Però la Groenlandia è diventata una ricchezza economica perché con lo scioglimento dei ghiacci emergono tantissime fonti minerarie e altre possibilità insomma di vita che prima non c'erano. Chi abita la Groenlandia? Tanto per capirci, no? La popolazione locale è costituita dagli Inuit. Io tenni 20 anni fa una conferenza a Milano su questo popolo perché ritenni che questo è un popolo, gli Inuit, cioè una particolare ramo degli eschimesi che vive in Groenlandia e in altre zone limitrofe, è un popolo che ha una fortissima identità. Quindi come principio ha ragione, adesso si è votato anche qualche giorno fa per il Parlamento, sono aumentati gli indipendentisti, ha ragione chi vuole farne una realtà autonoma, no? Terra Verde, l'antica Terra Verde. L'antica Terra Verde intitola sempre questo servizio preso appunto quando era davvero la verde terra dei vichinghi. Certo, perché i vichinghi non si fermarono all'Islanda, che dista peraltro mi sembra 200 chilometri dalla costa groenlandese, ma vollero raggiungere questa mitica terra verde, no? Allora, senza ironizzare troppo sul colore verde, che sicuramente è stato protagonista di un certo movimento qua in Italia, ma la terra verde è un po' una sorta di terra promessa che sicuramente sta diventando realtà, perché se vengono migliorati gli accessi alle risorse minerarie, vengono ottimizzati i profitti sotto tutti i punti di vista, ci potrebbe essere un grandissimo turismo, tenuto conto tra l'altro che la temperatura sta aumentando, il clima è cambiato naturalmente, quindi non si tratta di vivere al Polo Nord, ma in condizioni non miti, ecco, non esageriamo, accettabili, in condizioni accettabili. Quindi davvero noi potremmo avere un futuro strabiliante per questa determinata Groenlandia, e questo l'ha capito appunto il presidente degli Stati Uniti facendoci un pensierino, no? Questa è una boutade, probabilmente una minaccia farlocca che vuole semplicemente far mostrare i muscoli, però intanto appunto il parlare di Groenlandia ha creato un interesse straordinario anche sul piano giornalistico, a parte Avvenire adesso citato, tantissimi altri giornali in Italia stanno parlando di Groenlandia. La terra verde, no? La terra dove con lo scioglimento dei ghiacci si può andare a vivere, la nuova frontiera, il nuovo Far West, dove magari appunto oltre ai pochi abitanti attuali potrebbero arrivare tantissimi altri che desiderano arricchirsi e stabilire così un nuovo polo appunto mondiale assieme agli States, alla Russia, alla Cina, all'India, al Brasile e compagnia bella. Ora, senza inoltrarmi in percorsi geopolitici che non sono troppo pane per i miei denti, sicuramente la Groenlandia è un tesoro straordinario, l'isola più grande del mondo, pensate, che va quindi rivalutata innanzitutto a livello geografico, perché non tutti sanno dove si trova, a scuola la geografia non si fa quasi più, quindi la Groenlandia sarà da qualche parte, sarà un pezzo di Polo Nord che è venuto via e se naviga nell'Oceano Atlantico. In realtà la Groenlandia era conosciuta fin dall'antichità, anche da alcuni monaci irlandesi che si erano avventurati nel mare del nord e nel mare Atlantico per raggiungere appunto le terre. E anche Eric il Rosso
aveva bordeggiato la Groenlandia, il mitico vichingo, e che era stato il primo poi ad approdare invece appunto nella terra del vino, ecco, dell'attuale States, dell'attuale America. Quindi la storia ci dice qualcosa, ma la storia è aperta e il futuro si dilata a questo punto. Si dilata per tantissimi motivi, anche perché appunto col cambiamento del clima tutto il versante, sono usciti i fior di libri adesso che vi avevo anche citato, tutto il versante più a nord del mondo verso il Polo Nord sta diventando una vera e propria dolcezza, usiamo questo termine, sotto tutti i punti di vista economico, turistico, culturale. Ecco, molte agenzie di viaggio oramai propongono viaggi off limit d'estate che sfidano il mar dei ghiacci, appunto, magari a caccia di orsi e compagnia bella. C'è anche una bravissima youtuber che produce dalle isole Svalbard dei video eccezionali di Trieste, una ragazza di Trieste. Quindi oramai il mondo da quel punto di vista è molto cambiato e possiamo aspettarci di tutto. Attenzioniamo questa grossa novità e magari la riguardiamo con più calma proprio dal punto di vista delle caratteristiche di tutti gli aspetti geografici, culturali, identitari. Torneremo a parlare degli Inuit sicuramente, che hanno una cultura straordinaria, questo ve l'assicuro per quello che ho potuto leggere. Ci sono riviste che parlano tanto degli Inuit, di antropologia, di etnografia e di altre forme, insomma, di folklore, che sicuramente sono degne di una rubrica che, insomma, pur collegata alla cultura popolare italiana, guarda ogni tanto, ammicca alle culture popolari del mondo. L'altro argomento è ancora più accidentato e riguarda l'Appennino tosco-romagnolo. Ci siamo ricascati. Primavera del 25 come l'autunno del 24, la primavera del 24, l'autunno del 23, la primavera del 23. Cosa è successo? La zona più settentrionale dell'Appennino, anche in parte del mondo ligure, ma il mondo ligure aveva vissuto anni brutti prima della giunta Toti, adesso si salva. Il mondo dell'Appennino tosco-romagnolo deborda, le acque scendono giù in maniera torrenziale. Il famoso lago di Ridracoli, la diga di Ridracoli, assomiglia alle cascate del Niagara. Complice un inverno, come abbiamo già ammiccato qualche volta anche da questa trasmissione, più piovoso, più freddo e piovoso del solito. E lì, insomma, marzo ci ha messo del suo e adesso sta succedendo l'ira di Dio. Già milioni di euro di danni, questa volta soprattutto in Toscana, nella provincia di Firenze, ma ovviamente, come è già successo altre 3-4 volte, anche a Faenza, a Forlì, in Romagna e in Emilia. Allora, che il clima sia cambiato, questo è pacifico. L'argomento l'avevamo trattato 10 anni fa per la Liguria, 20 anni fa per il Piemonte. Che il clima sia cambiato rispetto agli anni 60, 70 è poco ma sicuro. È cambiato in tutto il mondo, ci sono stati studi, approfondimenti da parte di numerose riviste, anche Scientific American. Davvero interessante il contributo dei geografi anche italiani, che io conosco personalmente essendo laureato sì in lettere ma con una tesi in geografia, e poi tantissime altre realtà che comunque hanno caratterizzato
una serie di studi geologici sulla grave crisi che caratterizza l'Appennino. Pensiamo anche ai terremoti marchigiani. La crisi complessiva dell'Appennino, su tutti i punti di vista idrogeologica, è spaventosa e rischia di portare l'Italia come una zattera nel Mediterraneo, una zattera piena d'acqua. Allora, stavo dicendo, riprendo il filo rosso. Io sono d'accordo sul fatto che il clima è cambiato, sono d'accordo che gli Appennini sono più bersagliati, è successo anche nelle Marche qualche anno fa, eccetera, più bersagliate delle Alpi o di altre catene montuose. Abbiamo visto anche in Spagna la zona atlantica, cosa ha prodotto con Valencia l'anno scorso, eccetera, ma insomma sicuramente gli Appennini risultano una dei, diciamo così, delle più brutte, più degradate zone geologiche d'Europa. Io mi rendo conto che combattere la natura, il clima, le avversità è faticoso, è difficile, richiede un estenuante lavoro. Però qualche dubbio noi da queste onde, da questa radio, lo possiamo sollevare. Troppi fenomeni, troppe disgrazie, troppe alluvioni, troppi morti. Esiliati, alluvionati, deportati. Vogliamo usare questo termine finalmente per i nostri italiani, i deportati dalle loro case, in altre case, in altri abitacoli, perché l'acqua è arrivata a straripare. Quindi questi fenomeni devono far pensare su, è inevitabile, non c'è accanimento nei confronti di chi gestisce il territorio in Toscana e in Emilia. Sono giunte di destra? No. Sono giunte di estrema sinistra? No. Sono giunte green generiche? No. Sono giunte dove una certa intelligenza di sinistra radical chic domina la scena. Certo, in maniera diversa da come, per esempio, gestisce Milano un noto sindaco, ma certamente oramai da anni e anni, le spese di queste regioni, Toscana ed Emilia-Romagna, Emilia-Romagna, che in realtà sono due regioni in una, seguono piste, traguardi completamente diversi da quelli che riguardano la salvaguardia della natura. È un dato di fatto. Qui non si tratta di contestare persone, operati e assessorati, giunte nella loro stretta personalizzazione. Probabilmente, appunto, la visione ideologica che sorregge queste regioni sul piano della governance ha impedito di agire in termini pragmatici, concreti, certamente tecnico-operativi, perché ci vogliono anche esperti, ma non esperti che pontifichino, esperti che diano una dritta su come agire presto e fortemente per riuscire a risolvere il problema, perché rivedere l'Arno a Firenze come nel 66, che ha devastato la città, crea davvero uno stato d'ansia che anche a Milano, Venezia, Torino si sente e fa salire la febbre, per capirci. Quindi veramente cerchiamo di porre rimedio a questa condizione, se non vogliamo che tutta la parte nord appenninica dell'Italia venga sommersa dalle acque. Noè è vissuto una sola volta, Noè non ripete come Paganini, Noè non ripete l'arca, ecco, mi raccomando. E allora, quando parleremo della Groenlandia che sopravvive
e prospera e dell'Italia che è sommersa dal Mediterraneo e dalle acque del cielo dovremo farci e riscrivere anche la storia e farci una bella risata masochistica, mi raccomando. Noi adesso abbiamo finito la prima parte e nella seconda parte avremo questa intervista che vi ho preannunciato. A dopo il break. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. La tua radio. Pensa a respirare. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Andrea, di nuovo a te la linea, l'ospite è già connesso. Benissimo, grazie. E allora, noi abbiamo come ospite Roberto Priora, che ci illustra un po' questo Moloch metapolitico del federalismo imperiale. Il federalismo imperiale è un'idea partita da lontano, che può essere sempre coltivata, naturalmente, cercando di capire anche un po' quelli che sono diciamo i termini linguistici con i quali viene presentata. Allora, vediamo se Roberto è in linea. Pronto? Ciao Andrea, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Benissimo. No, io ho il volto un po' preoccupato oggi, adesso tu non mi vedi, ma mi senti proprio per le ultime notizie su Romagna e Toscana, veramente vedere ancora quelle popolazioni, ecco, così vessate dalle acque in una situazione drammatica mi piange il cuore. Allora, con te però noi appunto vogliamo un po' rifondare la metapolitica, visto poi anche che certi danni sono irreparabili. E Roberto, vogliamo vedere qual è il concetto, cosa si intende per federalismo imperiale? A te la parola, Roberto. Va bene, grazie ancora di avermi invitato e sono lieto di essere ospite alla tua trasmissione, che è una trasmissione molto importante. Allora, il tema politico di oggi, lo dico subito, non è di facile comprensione, oltre a essere molto vasto. Queste difficoltà, tuttavia, non ci dispensano però da cercare di introdurre, sia pure in modo semplice e basilare, questo tema che è un concetto centrale per imparare a ragionare sul tema dell'Europa dei popoli oggi, perché è più che mai necessario vista la situazione problematica. Allora, tale termine è stato scelto da Giovanni Perez, curatore del quaderno di testo evoliano numero 39, dove raccoglie gli scritti di Julius Evola sull'idea di impero tra il 1926 e il 1953. Perez, nel sistemare gli articoli, ha dedicato un'ampia introduzione con relativa bibliografia con lo scopo non solo di presentare i scritti di Julius Evola, ma di mettere a tema un concetto per certi versi nuovo. Quindi è assolutamente indispensabile leggere questa prefazione che è, diciamo,
è uno spunto di elaborazione anche metapolitica. Perez parte dalla constatazione, certamente attuale, pur essendo un lavoro del 2004, che il federalismo, inteso sia a livello italiano che a livello europeo, ed impero sono entrati certamente nel dibattito pubblico. In molti casi però, per quanto riguarda il concetto di federalismo, diventa sinonimo di un eccessivo particolarismo, oppure anche inteso come la struttura dell'Unione Europea, che però ha caratteristiche in realtà più centraliste e tecnocratiche, più che federali. Inoltre, il termine impero, se ne parla molto anche nell'attualità, ma ha un alone negativo ed è confuso col termine imperialismo, che sono cose tra l'altro molto differenti. Giovanni Perez molto acutamente sostiene che se noi ci rifacciamo ai studi tradizionali, con T maiuscola, questi termini spesso slegati e contrapposti presentano una loro unità. Infatti, egli dice, se andiamo a vedere molti imperi del passato, troviamo che erano strutturati in modo che potremmo oggi definire federale. Cioè, non era federalismo propriamente detto, però aveva sicuramente quel tipo di struttura, possiamo dire, proto-federale. Infatti, parallelamente in Francia, da diversi anni, Alain de Benoist, che tutti conosciamo, partendo da un interesse per il federalismo integrale ed etnico, comune anche all'ambiente leghista, quindi i vari Denis de Rusman, Guiraud, eccetera, eccetera, riscopre le radici premoderne attraverso lo studio di Altiusius e Boulainvier, scusate la mia pronuncia, e rielabora il tutto nel bellissimo testo L'impero interiore, che è un testo del 1996. Questa posizione di Alain de Benoist è affine a quella di Julius Evola, come lui stesso ammette. Infatti, come spiega efficacemente Giovanni Sessa nei suoi bellissimi testi, in ambedue gli autori vi è il ricorso a valori premoderni, pur diversamente declinati, che non sono un passatismo, attenzione, ma è una risposta forte alla decadenza europea, basandosi su una concezione sferica presente in Giorgio Locchi, ma ancora di più nel mondo greco precristiano. Sotto questo aspetto, la scelta di Giovanni Perez di ridefinire il federalismo con un paradigma premoderno e possiamo dire tradizionale ci pare decisamente felice ed in linea con il lavoro culturale e metapolitico di associazioni come Identità Europea, come la casa editrice Il Cerchio, riviste come Terra Insubre, Idee per l'Europa dei Popoli, Il Talebano e autori come Claudio Bonvecchio e Francesco Di Marino, che hanno ragionato, seppur in modo diverso, sui temi dei grandi spazi, tenendo fermi, grandi spazi che oggi sono necessari, tenendo fermi però i concetti di identità e sovranità dei popoli. Ovviamente tutto ciò ha anche un fondamento storico, come appunto dicevamo, nelle diverse espressioni imperiali che presentavano tratti che oggi possiamo definire più federalisti e un passato che possiamo anche definire etno-regionale. Se guardiamo ad esempio il caso italiano, abbiamo una ricca storia etnica di popoli italiani e di stati preunitari. Pronto, mi sentite? Certo, certo. Sì. Questo filone che noi abbiamo definito federalismo identitario si basa sull'idea di coniugare le istanze particolari con una visione del mondo. Questo è importante, quindi è un paradigma. Quindi si tratta di un modo di ragionare fondamentale per fare politica, anche se certamente il transito dalla metapolitica all'applicazione pratica è più che mai complessa. Ma se non si parte dalle idee chiare, non si va da nessuna parte. Questo io l'ho sempre detto. Quindi, volendo ricapitolare, se noi ci poniamo, come ha fatto Terra Insubre,
nell'impegno di ridefinire i concetti di federalismo, autonomismo, identità per nuove sintesi per un'Europa dei popoli e delle regioni, dobbiamo, tenendo fermi i temi identitari, ovviamente, avere una visione d'insieme che possiamo dire universale, dove le identità dei popoli vengono rispettate. Questo è il punto. Il nazionalismo ha un paradigma, a mio avviso, troppo piccolo e allo stesso tempo troppo grande rispetto alla nostra visione. Ma possiamo comunque fare ricorso al nostro passato, riletto ovviamente con gli autori citati, ragionando, partendo appunto da questi criteri tradizionali legati alle esperienze imperiali, dove vari popoli venivano tenuti insieme a una visione del mondo che aveva strutture sicuramente più articolate rispetto poi agli stati nazionali giacobini. Questo è secondo me il punto importante. Assolutamente. Giacobinismo che peraltro appunto è naufragato ampiamente, soprattutto in Francia, ma anche in altri modelli d'Europa dove appunto si è voluto stabilire questo tipo di statalismo assurdo. Senti Roberto, ecco, allora cerchiamo di attualizzare tutta questa materia che è enorme, atavica e sicuramente importante per riuscire a dare un contributo decisivo allo sviluppo del federalismo in senso lato e anche a un'emancipazione dei popoli del mondo. Ecco. In che senso allora può diventare attuale tutto questo discorso che hai fatto? Giusta domanda. Allora direi che per prima cosa noi dobbiamo constatare che la visione del mondo espressa da Francis Fukuyama, quello della tesi della fine della storia, che è diventato un po', se vogliamo, il manifesto di quello che oggi è il mainstream, mostra tutti i suoi limiti. Ed era molto più convincente la tesi di Samuel Huntington sullo scontro delle civiltà, che tra l'altro era il maestro, mi sembra, di Fukuyama. Certo. E questo perché noi stiamo attraversando una complessa, ancora magmatica, transizione dall'unipolarismo al multipolarismo, ben interpretato, a mio avviso, nella specifica prospettiva russa da Alexander Dugin. Ora, i recenti sviluppi di quelle che possiamo definire le destre post-industriali in Europa e soprattutto negli USA, fa emergere una dialettica anche all'interno del mondo occidentale. Ora, questa non è la sede per affrontare tali fenomeni, che sono molto complessi, dovremmo fare delle puntate a parte, ma senza dubbio tali trasformazioni ci devono far riflettere. Allora, la domanda che pongo però è: da quale punto di vista noi osserviamo questi processi? Perché la maggior parte dei cosiddetti grandi media si concentra su una mera narrazione di attualità, privilegiando una concezione di Occidente che è inteso come sinonimo di progressismo e con il suo codice di accoglimento del politicamente corretto. Quindi diciamo è, per usare una terminologia un po' marxista, è la sovrastruttura dell'imperialismo, diciamo, atlantista, in versione 2.0. Ma c'è anche da dire che sia nella nostra cara vecchia Europa, ma anche dall'altra parte dell'Atlantico, qualcosa sta cambiando. Ed è la cosa di cui si parla molto di questi tempi. Molti popoli si sentono sempre meno, anche proprio all'interno, diciamo, dell'Occidente, si sentono sempre meno allineati alla narrazione dominante. La situazione poi in occidentale è ancora più complessa. Ma tornando al nostro contesto, è evidente che qualcosa scricchiola e anche la mobilitazione un po' isterica dell'antifascista, perché è stato il perno dei sistemi politici occidentali nel dopoguerra, inizia a mostrare la corda per tante ragioni, se non altro per l'uso sempre meno convincente di quelli che sono i valori fondanti delle repubbliche attuali.
Inoltre, la cosiddetta cultura woke mostra sempre di più la sua irrazionalità. Guerre e emergenze planetarie che hanno caratterizzato questo inizio di questi prima metà degli anni '20 sono certamente temi importanti, non saremo certo noi negare la loro importanza. Ma siamo sicuri che la classe dirigente attuale globalista sia la migliore possibile? Molti pensano di no, e noi pure. Ma a questo punto però non basta la mera denuncia, servono delle soluzioni alternative. Allora, sotto un certo punto di vista, come ha detto giustamente Lorenzo Maria Pacini, una bella intervista sul talebano, il neorasismo di Alexander Dugin, che ha sviluppato molto questa idea del federalismo imperiale, che è prima di tutto una epistemologia, ovvero una dottrina politica che utilizza anche strumenti, diciamo, delle scienze politiche per leggere il mondo in una logica che è sicuramente identitaria e tradizionalista. Certamente lo fa da una prospettiva russa, però va detto che non è mero putinismo, e qui bisogna chiarire le cose, ma contiene una serie di strumenti, diciamo, filosofici e, diciamo, delle scienze politiche che ci possono essere utili per ragionare su un'alternativa anche per l'Europa dei popoli nel contesto multipolare, o meglio per aprire un dibattito. Mi spiego meglio. Indubbiamente i processi in corso sono complessi, matematici, non privi di aspetti problematici. Ma se noi siamo dalla parte dell'Europa dei popoli, con valori tradizionali, comunitaristi e etnopluralisti, e ci impegniamo a livello metapolitico, come ci orientiamo? Che noi non possiamo permetterci posizioni di mera protesta che cadono qui il complottismo stile QAnon, perché, diciamolo chiaramente, questa è una malattia infantile del mondo non mainstream. E alla fine finisce per essere, per legittimare il mondialismo, perché si cade in cose che sono delle buffonate, diciamolo chiaramente. Quindi il pensiero unico è molto sofisticato, è un insieme di postulati e pregiudizi fondati su, diciamo, un neoliberalismo economicista e progressista e tecnocratico, ma va superato con l'elaborazione di correnti di pensiero che mettono al centro identità, comunità, tradizione. E questo poi è alla base poi per costruire, diciamo, delle alternative. Che, insomma, il discorso ovviamente poi del passaggio dalla metapolitica alla politica è complesso, sono il primo io a dirlo, però prima di tutto vanno definiti bene determinati concetti. Quindi, tornando a Giovanni Perez e il suo concetto di federalismo imperiale, secondo me, ragionando sul concetto di stati civiltà, che infatti era anche presente, se non sbaglio, anche in Huntington, che difendono i vari popoli, secondo me va promosso e bisogna ragionarci, superando quindi le concezioni del federalismo intese in senso puramente particolarista o comunque, diciamo, come federalismo europeo, visto la realtà dell'Unione Europea. Sul piano internazionale va detto che la visione mainstream è unipolarista, come dicevo, ovvero non concepisce altro che l'idea dell'imperialismo USA, se vogliamo, in versione 2.0, una situazione che tra l'altro sta cambiando, non sappiamo bene come, ma ci sono dei cambiamenti. Ma la domanda è questo: ci sono dei cambiamenti? Tra i vari cambiamenti, oltre appunto alla nuova amministrazione americana, sorgono dei blocchi regionali in un contesto multipolare. Allora è possibile ragionare, confrontandosi, l'Occidente con queste altre civiltà? Perché, come diceva anche Huntington nel suo testo sullo scontro delle civiltà, l'Occidente si deve confrontare con l'emergere delle varie identità
che creeranno, che saranno protagoniste, e questo in parte è vero, dello scenario post-89. E soprattutto poi l'Occidente deve confrontarsi anche con se stesso, perché un conto è l'Occidente mainstream, un conto e l'identità dei popoli, almeno per quanto riguarda gli europei. Quindi le opere di Dugin, e non solo di Dugin, quelle che ho citato, hanno un valore epistemologico, in senso filosofico delle scienze politiche, partendo da una visione, che qui si potrebbe fare un discorso filosofico, dell'uno in senso plotiniano che si manifesta nel molteplice. C'è questa visione che c'è un'universalità, ma questa universalità si manifesta in modo diverso. Quindi, avviandomi verso la conclusione, ribadisco che lo scopo di questa intervista è quella di porre al centro del dibattito odierno un paradigma diverso, e sicuramente il federalismo imperiale è una formula che può sintetizzare questo complesso discorso, per una controffensiva culturale che risponda al mainstream dominante, però senza cadere in narrazioni da bar dello sport, come anche una certa parte dell'anti-mainstream, perché questa è l'altra faccia del nichilismo odierno. Cioè, questo è quello che penso. Assolutamente. 2 o 3 passaggi fondamentali. Adesso, a parte Plotino, molto interessante il recupero di un Plotino metapolitico, quindi etico e metapolitico. E Plotino fu uno dei più grandi pensatori della tarda antichità, che rilanciò il pensiero di Platone, ma in una chiave appunto più sofisticata, più adeguata alle esigenze anche dei monoteismi, e quindi hai fatto bene a citarlo. Su Dugin io ho francamente l'impressione che questa ondata antirussa a cui abbiamo assistito, che poi è sfociata addirittura negli ultimi tempi nella voglia di usare le armi addirittura. Io non oso, perché sono un uomo di cultura, non oso dare dei giudizi politici affrettati, però sicuramente sento una pancia grondante di avidità di sangue in tutto questo da parte dell'Europa. Ma ecco, tra le altre cose, Dugin è stato affossato come se fosse il principale responsabile di alcune azioni, di alcune decisioni di Putin, il che non è assolutamente vero. Si butta via il bimbo con l'acqua sporca. È veramente scandaloso questo fatto. Ancora una volta non si crede nella metapolitica, ma in una politica spicciola che ne sbiadisce le essenze. L'altra questione che tu hai accennato pur larvatamente è quella dell'orientalismo, cioè di un atteggiamento inedito nei confronti di culture orientali come quella cinese, giapponese e indiana, in particolare quella cinese incalzante anche sul piano di un eventuale neo-imperium, tutto da verificare. Non è più soltanto così un interesse esotico, esotista nei confronti delle culture altre, da parte dell'Europa e dell'Occidente, ma è davvero un confrontare le fondamenta di quel pensiero per vedere fino a che punto è possibile costruire un mondo nuovo. No? Tu cosa, battuta finale, perché siamo davvero agli ultimi minuti, Roberto? Sì, io sono assolutamente d'accordo. Tra l'altro, per quanto riguarda il concetto di Eurasia, che come risaputo è un filone metapolitico russo, però un utilizzo molto interessante che è stato fatto di questo termine viene anche dall'Italia, esattamente dal grande orientalista Giuseppe Tucci. Giuseppe Tucci dice: io non parlo mai di Europa e di Asia, ma di Eurasia, perché lui aveva chiara l'idea che c'erano stati diversi incontri tra l'Europa già nell'antichità con l'Oriente. Ci sono stati anche degli scontri e dei fraintendimenti, ma qui se lo spiega bene nel bellissimo testo sulla storia della filosofia indiana.
ci sono una serie di aspetti profondi dell'esistenza dove sicuramente che possono interessare, secondo me, un po' tutti gli uomini. Quindi quello che dico, senza fare, diciamo così, dei melting pot universalisti e dove tutte le vacche sono nere, l'idea, diciamo, dell'Eurasia, dove possono essere dei valori importanti comuni, pur nella, diciamo, varietà morfologica delle culture e delle religioni, secondo me è un discorso molto importante e interessante. E quindi sotto questo aspetto sono assolutamente d'accordo. E anche Dugin non può essere visto solo semplicemente come, diciamo, il Rasputin di Putin, perché il putinismo e Dugin sono due cose anche diverse. Lo spiega tra l'altro Dugin in un testo Putin contro Putin. Certo. Grazie tantissimo ancora una volta del tuo enorme contributo di pensiero, Roberto. Noi siamo in conclusione, un grande abbraccio a tutti e come sempre Venezia risorga, risorga Venezia. A risentirci. Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e del lavoro autonomo destinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. Con la testa per aria, quante bella l'Italia, ma che ne sa la Germania, la tolleranza ruffiana, l'alba per strada, e i cani a zanzara, l'auto passa fanno ogni minuto, per nascondino, prendo mezzo sonnifero, e mi manca l'ossigeno, neanche in sogno mi libero, maledetto Lucifero, staccati dal mio pipero. No, 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 questa notte ci cambia. No, 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 ho le chiavi dell'alba. Non è perfetta, ma ci porta a casa, barche di carta.